Però oggi siamo qui per Giulia e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne. Il papà di Giulia nel Dipartimento di Ingegneria Informatica, dove sua figlia avrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso, parla agli studenti. Il suo appello con voce pacata è la dignità e la compostezza che abbiamo conosciuto in queste settimane di dolore. Dobbiamo tutti interrogarci per capire cosa ognuno di noi può fare, dice. Voi potete darci una mano perché voi siete il futuro e ognuno di voi parlando, cercando di capire cosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti agli studenti stessi, ai giovani stessi, ai genitori, perché anch'io mi faccio delle domande, e magari confrontandoci e cercando di capire cosa in più si può fare, trovare un protocollo, un modo per poter sradicare la violenza, in particolare la violenza sulle donne. Ecco, questo mi sento di dire dal cuore. Gino Cecchettini, insieme alla rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, ha poi scoperto una panchina rossa dedicata a Giulia, un simbolo che è soprattutto un punto di partenza per sradicare completamente la violenza sulle donne, smuovendo le giovani coscienze. Giulia non me la restituirà più nessuno, ma dalla morte di Giulia voglio far nascere magari tante belle iniziative. Vi ringrazio tutti.